Giovedì vi aspettavo, amici di Diffusion e di DTV, vi aspettavo perché come ogni giovedì andiamo insieme alla scoperta del mondo degli animali. Questa settimana le nostre esperte Silvia ed Alessandra ci parlano di argomenti che voi avete sottoposto alla loro attenzione con le vostre domande. Grazie Deborah per la linea. Anche questa settimana abbiamo raccolto qualche domanda che ci avete inviato via mail per rispondere alle vostre curiosità sul mondo animale. La prima delle domande è questa. Mi hanno regalato un gattino. Cosa devo prendere? Dunque, innanzitutto, prima di portare a casa il gattino, informatevi bene dall'allevatore, dalla persona che ve lo regala, da chi ce l'ha avuto in custodia fino a quel momento, cosa è abituato a mangiare, da quanto è stato svestato e quali sono le marche che mangia, e per mantenergli più possibilmente fedele la sua alimentazione nel momento così stressante dell'arrivo a casa, perché per loro è un momento di alta tensione, quindi l'importante è non cambiare l'alimentazione perché si possono scomodare, quindi con diarrea e vomito facilmente. Quindi noi possiamo consigliare un'ottima crocchetta per gattino e una scatoletta sempre di ottima qualità, sempre per gattino, che hanno una elevata percentuale di proteine e grassi, più alte rispetto all'alimentazione da adulto, perché li serve in questa delicata fase di crescita. Oltre all'alimentazione, che è la cosa principale, quello che vi serve nei primi momenti sono una ciotola. Adesso qui noi abbiamo preso una ciotola doppia in plastica, può essere ancora più comoda averla singola perché consigliamo di mettere una ciotola per l'acqua, una ciotola per le crocchette, una ciotola per l'umido. Ancora meglio se avete delle ciotoline in acciaio, perché questo vi è permesso lavarle anche con l'anticalcare. Spesso l'acqua fa la classica riga bianca del calcare, con l'anticalcare nell'acciaio, non nella plastica perché a lungo andare assorbirebbe e non va bene. Nell'acciaio invece riuscite con l'anticalcare a pulirle e a sciacquarle bene. E l'importante è lavare sempre molto bene le ciotole perché il gatto ha un naso delicatissimo, quindi se sente acqua stagnante, magari gli è caduto dentro la classica crocchettina che cade nell'acqua, quindi l'acqua prende un odore diverso, loro non bevono. E anche la scatoletta, se rimane lì dalla mattina alla sera, cambiate, lavate la ciotola, sciacquatela perché il gatto non ve la mangerà più. L'acqua sempre fresca, come abbiamo detto. Altra cosa, attrezzo fondamentale, è la cassettina. Questa è molto piccola, comoda qui in questa situazione o comoda per un gattino appena arrivato a casa di piccole dimensioni. Da qui si può salire di dimensione fino ad arrivare alle lettiere chiuse, che sono quelle che generalmente ci chiedono perché il gatto porti in giro e raspi fuori dalla lettiera meno sabbia possibile. La sabbia, con la sabbia entriamo in un campo molto vasto. Ci sono tantissimi tipi di sabbie, dalla classica agglomerante che fa la pallina, quindi quando il gatto fa la pipì togliete solo la parte che ha assorbito la pipì, la non agglomerante, quindi va cambiata molto più spesso e completamente, quella in silicio che è molto valida per gli odori, profumate, non profumate, quindi più ne ha più ne metta. Il nostro consiglio è anche qui sentire quale tipo di sabbia stava utilizzando il gattino prima di venire a casa, perché lui deve sentire sotto i polpastrelli la stessa morbidezza, la stessa sensazione che aveva con la sabbia con cui ha imparato a fare i bisogni. Altra cosa, se non la utilizzava profumata, non mettete sabbia profumata, perché lui con un odore particolare magari non va più nella sua lettierina. Giochi a disposizione, palline, topini, tutto ciò che rotola, che ruzzola, che lui può muovere con le zampine, e importantissimo il graffiatoio. Il graffiatoio può essere anche una vecchia pedana che voi mettete a disposizione in casa dove lui possa farsi le unghie orizzontalmente. Fondamentale però è anche un graffiatoio verticale perché al gatto piace tirarsi in posizione verticale. Quindi questo è un classico esempio di piccolo graffiatoio, qui ce ne sono di tutti i tipi, varietà e dimensioni. È importante che abbiano il tronco in sisal, è il materiale dove loro si fanno maggiormente le unghie. Direi che queste più o meno sono le cose principali che dovete avere a casa a disposizione per accogliere il vostro gattino. Cambiamo argomento, un'altra domanda che spesso ci viene rivolta sia in negozio che appunto ci sono arrivate numerose mail è devo portare il cane a fare la passeggiata
Qual è il vostro consiglio, collare o pettorina? Allora, come vedete qui davanti abbiamo numerosi esempi di attrezzi con cui possiamo portare fuori il cane. Partiamo da quello più classico, cioè il classico collare. Il classico collare che veniva utilizzato, era uno dei più utilizzati fino a qualche tempo fa, ma che ha il grandissimo svantaggio appunto di, vediamo nel nostro modellino, di andare a incidere sulla gola del cane. Gola in cui all'interno scorrono strutture importanti, per cui nel momento in cui il cane dovesse essere un cane che tira molto, e questo capita spesso nei cuccioli che sono irruenti e quindi hanno voglia di esplorare, a lungo andare si potrebbero creare da banali lesioni come ad esempio la classica spelatura del collo sotto al collare a lesioni più importanti, magari anche le strutture della gola e sentire spesso il nostro cane che mentre tira il guinzaglio tossisce. Ancora peggio sono quelli che venivano consigliati fino a qualche tempo fa per insegnare al cane a non tirare il guinzaglio, i cosiddetti collari a strangolo. Qua abbiamo l'esempio di quello che è diciamo il sistema più estremo, nel senso che sono dei collari, in questo caso in metallo, esistono anche in stoffa, dove si fa passare la catena uno dentro l'altro e fanno un po' effetto nodo scorsoio, cioè nel momento in cui il cane tira, questo stringe. Questo dovrebbe, diciamo, abbinare il discorso che nel momento in cui il cane tira, gli si stringe intorno alla gola per cui gli dà fastidio o addirittura gli fa male, nel momento in cui smette di tirare automaticamente si allenta. In questo modo sfrutta il meccanismo del fatto che il cane abbina se tiro sento male, se non tiro il collare non mi dà fastidio. E colgo un attimo l'occasione per dire che con i collari a strangolo chiedete sempre, se avete un addestratore, consigli al vostro addestratore o comunque all'allevatore. Il discorso del collare a strangolo è che se usato bene bisogna saperlo usare, perché deve poter scorrere e non arrivare a strozzare, quindi bisogna saperlo fare. In questo caso o lo utilizza qualcuno che lo riesce a utilizzare in modo non aggressivo sull'animale, altrimenti passate a qualcos'altro. Esatto, la cosa appunto che per concludere il discorso del collare a strangolo, l'esempio sono ad esempio i miei cani. I miei cani nel momento in cui hanno messo il collare a strangolo non gli è interessato minimamente del discorso del fastidio al collo, perché sono cani di grossa taglia, per cui attenzione anche al carattere del cane, perché se il cane è particolarmente testardo potrà continuare a tirare nonostante la strozzatura del collare e quindi farsi anche molto male. Non sono leggende metropolitane, nel momento in cui questi collari vengono abbinati a cagnolini di piccola taglia, che molto spesso sono molto irruenti nella passeggiata, per cui soprattutto se vedono altri cani decidono di tirare anche con forza decisa, di cagnolini che possono anche svenire perché appunto va a comprimere i vasi che portano sangue al cervello e quindi possono anche avere cose così gravi come lo svenimento. Per cui questi solo sotto stretto controllo di un addestratore. Simile è il collare a semistrangolo, dove diciamo ha questa catenella che stringe, come abbiamo detto prima, ma solo fino a un certo punto, per cui oltre un certo limite il collare non si stringerà. Valgono le stesse regole di quello di prima, anche il semistrangolo, pur essendo più soft come metodo di educazione, va comunque utilizzato con un addestratore che vi possa spiegare e controllare il cane nel momento in cui lo andate a utilizzare nella maniera più corretta. Molto più consigliate, sicuramente assolutamente atraumatiche per il nostro cagnolino, sono quelle che vengono chiamate pettorine. Le pettorine hanno tutte in comune il principio dell'abbracciare il corpo del cane, distribuire la forza con cui lui tira al guinzaglio in modo da non provocare lesioni. Anche qui ci sono tantissimi tipi di pettorina diversa. Cominciamo da quello, diciamo, un pochino meno idoneo, quello che di solito noi non consigliamo mai, soprattutto nei cuccioli. Questa è la cosiddetta pettorina semplice, viene utilizzata, si era molto diffusa per un discorso di praticità di utilizzo. È molto semplice da mettere, semplicemente si infilano le due zampe anteriori nell'anello creato dalla pettorina e si allaccia sulle scapole.
Questa è una pettorina che comunque, come vediamo, non va a incidere sul collo ma si appoggia sullo sterno, per cui non crea problemi alla zona della gola, ma molto spesso i nostri cuccioli sono assolutamente svegli e intelligenti, possono imparare a fare questo movimento con l'arto e, cosa pericolosissima soprattutto se andiamo in giro per strada, imparare a sfilarsela. Altro piccolo difetto di questa pettorina è che se passa molto vicina alle ascelle del cane può a lungo andare creare delle abrasioni o delle zone di mancanza di pelo qui nella zona sottoascellare del cane. Per questo motivo molto più consigliate sono invece le pettorine cosiddette alla romana. Alla romana le riconoscete perché hanno un T sulla schiena, l'anello a cui agganciare il guinzaglio che va sempre in posizione sopra e dietro e si mettono in questo modo. Si fa passare il primo anello intorno alla testa del cane in modo da appoggiarsi anche questo sulle spalle, l'allacciatura che passa sotto in mezzo alle due zampe e viene allacciato sulla schiena. Nel momento in cui il cane tira, vedete che questo sistema permette alla pettorina di scivolare indietro, appoggiarsi sulla colonna vertebrale in modo che nonostante appunto la trazione delle cinghie non facciamo male al nostro animale. Ovviamente nel momento in cui, un po' come noi quando noi portiamo gli zaini, nel momento in cui la pettorina è estremamente confortevole, se il cane è di grossa taglia, preparatevi perché sicuramente riuscirà a fare una forza maggiore nel tirare. Ultimo tipo di pettorina è un tipo di pettorina che viene prodotta da una sola ditta, per cui la K9, che è questa. Questa molti di voi forse l'avranno vista nei servizi ai telegiornali, nei cani di polizia, nei cani da utilità, proprio per il suo incredibile comfort. Questa pettorina è più che altro, più che una pettorina, un vero e proprio gilet. Viene allacciata alla parte davanti. Qui ovviamente questo vale per qualsiasi collare, qualsiasi pettorina, la regolerete i primi tempi in maniera che sia assolutamente confortevole per il vostro animale in base alla sua taglia e alla sua statura. Sia un cucciolo ma anche un adulto, nel momento in cui l'andate a rimettere controllate sempre che le dimensioni siano le stesse perché potrebbe stringere o essere lenta. Abbiamo detto si infila intorno alla testa, anche questa si allaccia sotto al torace e si allaccia sul fianco. Stesso sistema della precedente, nel momento in cui il guinzaglio tira, questa scivola all'indietro e distribuisce la forza sulla parte più resistente del vostro animale, che è appunto la schiena. Questa viene consigliata da molti addestratori, da molti veterinari, proprio perché è assolutamente atraumatica. Molto veloce da mettere rispetto alla romana, che magari è un pochino più brigosa, e per cui il nostro consiglio è abituate il cucciolo fin da subito a sentirsi addosso la pettorina. Il collare può essere utilizzato non come sistema per il passeggio, ma anche qui molto importante per attaccare la medaglietta in cui avete inciso il numero di telefono, perché magari dovesse perdersi o scappare riescono facilmente a risalire appunto ai vostri dati. Ovviamente per portarlo in giro è necessario anche un guinzaglio. Anche qui i sistemi sono diversi. Allora, partiamo da quello più classico, che è semplicemente appunto costituito da una corda dove è una maniglia, che in questo caso è imbottita, consigliato soprattutto nei cani di grossa taglia, nel momento in cui tira non vi sega la mano, quindi vi fa meno male, e un moschettone che si lega appunto alla pettorina o al collare. Altro tipo di guinzaglio invece è quello cosiddetto da addestramento. È particolare perché è costituito da due moschettoni e una serie di anelli. A seconda dell'anello a cui allacciate il moschettone potete poi regolare la lunghezza del guinzaglio. Nel momento in cui allacciate nell'ultimo anello, il guinzaglio sarà così corto da permettervi di insegnare al cane il piede, cioè il comando per cui il cane impara a passeggiarvi di fianco, che è diciamo la tecnica di passeggio consigliata nelle nostre città, perché comunque dobbiamo preservare sia lui che gli altri da possibili danni anche accidentali, per cui un cane, soprattutto se di grossa taglia, dovrà camminarci più possibile al nostro fianco.
Se invece ci troviamo in un'area di sgambatura, in un'area in cui il cane può avere un pochino più di spazio e poter in questo modo sgambare un pochino più agevolmente, possiamo togliere il moschettone, allacciarlo nel primo anello, in questo modo si creerà un guinzaglio di quasi 2 metri con la classica maniglia con cui possiamo tenerlo. Un discorso particolare sono i guinzagli che abbiamo visto nei nostri clienti amano molto e sono quelli estensibili. Questi guinzagli sono caratterizzati da avere un rotolo di nastro arrotolato all'interno, possono arrivare a lunghezze molto grandi, addirittura questo ad esempio da 3 metri, ma esistono anche da 5 o addirittura da 8 metri, che permettono sicuramente di fare sgambare il cane, ma se vengono gestiti nella maniera scorretta, di mettere in pericolo il cane, le altre persone o anche di andare, di contravvenire alle regole. Ricordiamoci che nelle nostre città è previsto una lunghezza massima di un guinzaglio di 1,20 m, per cui nel momento in cui siete in passeggiata urbana potete sfruttare questi guinzagli che comunque noi sconsigliamo sempre, se il cane è di grossa taglia, possono andare bene o per i cuccioli o per cani di piccola taglia già abituati al guinzaglio, per cui non tirano, non fanno scatti improvvisi. Hanno questo sistema, questo pulsante che vedete, che permette o di lasciare libero il nastro, per cui arrivare fino ai 3 metri, o di bloccarlo in maniera permanente alla lunghezza che voi desiderate. Anche qui sta nella buona logica del proprietario ovviamente di gestirlo nella maniera corretta. Se lo utilizzate per andare a far sgambare il cane in un'area di campagna e non volete che vi scappi, o in un'area sgambatura fatta apposta, questi hanno più metri, vi permettono assolutamente di far divertire il cane un pochino di più. Ribadisco, nel cane di grossa taglia ricordatevi che all'aumentare della corda aumenta anche la leva, per cui riuscirà a fare più forza e voi farete più fatica a gestire il cane. Quindi, concludendo, il consiglio la cosa migliore per iniziare è sempre una pettorina abbinata al guinzaglio classico. Quando il cane avrà imparato a passeggiare per bene da cane educato, potete pensare a qualcosa di un pochino più divertente e dargli un pochino più di corda. Procediamo con un'altra domanda che ci è arrivata, che dice: il mio gatto soffre di cistite, il veterinario mi ha detto che posso aiutarlo con la dieta. In che senso? Dunque, questo è un argomento piuttosto delicato, però noi diciamo che tutti i giorni abbiamo questo tipo di domanda anche in negozio. Allora, innanzitutto, se vedete il gatto che ha problemi ad urinare o urina con frequenza, anche piegandosi e fa qualche goccina, urina con sangue, andate subito dal veterinario, perché potrebbe andare in blocco le vie urinarie. Fatta la premessa, ci sono, oltre a un discorso di cure veterinarie, anche alimenti che possono aiutare il vostro gatto a disciogliere calcoli di vario genere che poi saranno identificati dal veterinario, con crocchette, scatolette, bocconcini apposta per le malattie alle vie urinarie. Ci sono diverse marche che le trattano, ad oggi anche di ottima qualità e anche con possibili scelte, diverse scelte a disposizione, però sempre consigliate e prescritte da un veterinario. Un'altra domanda, direi l'ultima per questa settimana, che ci è arrivata via mail, è: il mio gatto si fa le unghie sui mobili di casa, cosa posso fare? Dunque, ci colleghiamo un po' al discorso di prima. Sicuramente al vostro gatto serve un tiragraffi in casa, e se avete la possibilità di mettere più tiragraffi in diverse zone della casa, anche di formati e di tipologie diverse, quindi verticali e orizzontali, tipo, come ho già detto, una pedana, sarebbe la cosa ottimale. Poi dipende sempre dagli spazi che avete a disposizione. Una cosa che potrebbe aiutarvi è il catnip, quindi è un'erba gatta che si può trovare, è un attrattivo che stimola il gatto al gioco, quindi va sfregato se lo trovate in polvere o spruzzato se lo trovate in spray sugli oggetti in cui volete che il gatto vada a farsi le unghie, quindi pedane o tiragraffi, come abbiamo detto. Questo è l'aiuto che possiamo consigliarvi, che potete utilizzare in casa per attirare, il gatto verso questi suoi nuovi giochi. Direi che con questo abbiamo un po' concluso gli argomenti della settimana. Vi salutiamo, ovviamente rimaniamo a disposizione per qualsiasi altra domanda che avete voglia di rivolgerci, e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!
Se avete altre domande da fare a Silvia ed Alessandra potete inviarle alla mail programmi@di-tv.net. Questa puntata di Diffusion si chiude qui, io vi do appuntamento a domani venerdì, puntata imperdibile, perché andiamo assieme ad Alan e alle sue stories a scoprire nuovi divertenti scenari di questa nostra bellissima regione.